Una buona sera cari telespettatori e telespettatrici. Parte da qui questa nuova puntata dello Scrigno. Avete visto la facciata della gelateria, della storica gelateria da Laura. Siamo a Rivignano e oggi di fatto stringeremo il nostro obiettivo appunto su questa categoria, sui produttori, sugli artigiani del gelato. E vedete alle mie spalle quei gazebo dove di fatto si svolgerà la nostra trasmissione, la nostra puntata dello Scrigno. Un grazie ovviamente all'assessore Massimo Tonizzo, a tutta l'amministrazione comunale che ci ha dato una grossa mano come il solito del resto per l'allestimento di questa location dove appunto andremo a intervistare i nostri ospiti. Io inizio con Giancarlo Timballo, che di fatto è il presidente del comitato organizzatore della Coppa del Mondo di Gelato. Buonasera Giancarlo. Ciao, buonasera a tutti gli spettatori di Telefriuli, a tutti i friulani che ci vedono, anche oltre Friuli, no? Ci vedono oltre, sì, anche con il nostro sito telefriuli.it, quindi siamo in streaming e quindi la trasmissione poi sarà disponibile anche su YouTube. Bene. Giancarlo, intanto l'ho fatto dall'altra parte della strada, lo ribadisco, grazie a te e anche all'amministrazione comunale di Rivignano che ci ha dato una mano per proteggerci dall'eventuale fenomeno atmosferico. Tutto il sole, dai, noi vendiamo gelato, dobbiamo avere il sole per forza, no? Era obbligatorio. Allora, intanto ti chiedo perché il nostro Friuli è così popolato di gelaterie. Ma ci sono più motivi, no? Il motivo più storico, diciamo quello più tradizionale, è che siamo sul confine con la zona del Veneto, della Val Zoldana, le zone tipiche proprio tradizionali dei gelatieri che sono partiti. Poi ci sarà Donata con noi, Donata Pancera, che è figlia di quelle terre, che ci racconterà molto bene questa storia. Ma siamo sul confine, per cui molti gelatieri anche dei comuni confinanti con Longarone, no? Che è la patria del gelato, per cui Clauci, Molais, ancora tutt'oggi sono in giro per il mondo a fare gelato. E molti gelatieri di quella zona poi hanno iniziato diciamo, a venire nelle piazze delle città friulane, no? Udine, Trieste, a Udine c'era Pancera, c'era Sommariva, Trieste, adesso non ricordo bene i nomi, ma insomma tutti i gelatieri che vengono da quella zona siamo stati un po' colonizzati, abbiamo appreso il mestiere da loro, sono loro quelli che ci hanno insegnato il lavoro. Il secondo motivo è che c'è una scuola a Cividale, che è unica in tutta Italia, che fa formazione sul gelato sia come prima formazione ai ragazzi ma anche agli adulti. Io insegno da molti anni e ho formato tantissimi allievi, nuovi gelatieri, per cui c'è anche una scuola dove attingere personale qualificato, qui c'è un mercato che si è aperto. Come parte la tua carriera? Come parte la mia carriera è un'altra storia. Io provengo da una famiglia che dal 45, mio nonno nel 45 ha aperto, dove ho la gelateria adesso, una rivendita di vini. Fino all'80, agli anni 80 andava benissimo, poi c'è stato uno scandalo del metanolo, chi ha la mia età un po' se lo ricorda. Le nostre attività sono proprio piombate nella crisi più nera e avevo 30 anni, mi sono inventato questo mestiere del gelato. Erano anni in cui si partiva con l'apertura di molte gelaterie, partendo così da mestieri più disparati, come io ero gelatiere, c'erano tanti camionisti, c'erano altri lavori che si sono reinventati nel settore perché c'era stato il boom delle gelaterie. Io però ho avuto la fortuna, insomma, di avere la passione subito, di appassionarmi a questo mestiere e ho iniziato a fare corsi da subito. Il primo corso l'ho fatto con Donata Pancera, che è qua con noi, al Civiform nell'86, ho aperto nell'85, nell'86 ho iniziato a fare corsi e ho voluto fermamente imparare a fare questo mestiere, che è un mestiere che su cui bisogna studiare, bisogna avere una preparazione per fare una ricetta, bisogna bilanciare gli ingredienti che poi noi vedremo, insomma Donata ci spiegherà tutto il meccanismo. Non è un mestiere che si improvvisa, è un mestiere matematico. Fare vari mestieri del gusto è quello che ha bisogno più di teoria da essere messa in pratica poi. Ecco Giancarlo, vediamo Laura, e salutiamo ma la vedremo dopo, sta allestendo assieme a voi. Queste sono le materie? Sono alcune delle materie prime, degli ingredienti principali, e poi credo che sarà proprio compito della Donata Pancera, che è una formatrice a livello internazionale, spiegarci un po' come funziona questo meccanismo del bilanciamento, questa parola che vuol dire, che evoca il fatto che bisogna mettere le materie, gli ingredienti vari in un certo bilanciamento in modo che possano creare un buon prodotto. Ecco, senti, li vediamo già schierati. Da dove arriva tutta sta gente?
Allora, io ho cercato insomma, di farti delle segnalazioni, poi anche voi avrete avuto i vostri canali. Sono gelatieri storici e io ho voluto segnalare anche gelatieri giovani, perché poi dobbiamo avere un futuro, no? Noi siamo quasi a fine carriera, ci sono molti giovani che sono preparati più di noi, perché sono anche più scolarizzati di noi. Quando io ho iniziato la scolarizzazione del gelatiere era di livello abbastanza basso, medio. Adesso sono molti laureati, diplomati, insomma hanno un modo di approcciare alla professione diverso dal nostro, che non è solo produrre il gelato, ma fare marketing, sapere avere a che fare con la gente, cioè è un complesso, no, di cose che vanno fatte bene e professionalmente. Per cui i giovani sono il nostro futuro e io ve li ho segnalati perché parlino anche loro di quello che è la loro prospettiva futura nel gelato. Allora, abbiamo sentito Giancarlo Timballo, poi in altra battuta parleremo del campionato del mondo di chi insomma, si laurea miglior produttore di gelato, di questa materia prima che oramai viene consumata su tutto l'arco dell'anno. E giustamente Timballo prima parlava di formazione e faceva riferimento alla scuola Civiform. Io saluto il responsabile organizzativo del Civiform, Andrea Rossato, grazie per la sua partecipazione. Grazie a voi e ai gelatieri che ci hanno invitato a partecipare, perché Civiform è da tanti anni sul mercato di preparazione della formazione e la storia parte dal 1955 come centro di avviamento professionale, per poi evolversi in età moderna con la formazione professionale, arrivando a far sistema con un gruppo di altri enti e creando quella che si chiama FP, cioè il sistema della formazione professionale Friuli Venezia Giulia, che addirittura è un fiore all'occhiello di tutta la regione davanti alla nazione, perché solo in Friuli funzionano le cose così ben strutturate e organizzate tra i vari enti. Per noi è importante essere presenti a eventi del genere, situazioni del genere, essere in contatto con i professionisti, perché noi cosa facciamo? Formiamo i futuri professionisti artigiani e lo facciamo partendo dalle scuole superiori come percorso scolastico fino alla formazione continua per adulti. Quindi in questo contesto noi andiamo a fare l'aggiornamento continuo dei vari pasticceri, gelatieri, come a formare nuove leve. Non a caso lo stesso Timballo che avete sentito prima è docente da noi, quindi c'è una stretta correlazione e comunicazione tra il mondo professionale e il mondo scolastico, cosa che non sempre in Italia c'è. Senta, io guardavo quel, non so come, carrettino. Quanta acqua è passata da quando si vedevano molto spesso quei mezzi? Certo, si vedevano, io ero bambino che le vedevo a Lignano, le vedevo in giro per Udine, da quei carrettini lì sia la parte di normativa, sia la parte di tecnologia, sia la parte di formazione di nuove tecnologie a disposizione anche dei professionisti che sono qui e presenti oggi e che sono tra i migliori in Italia. C'è stata un'evoluzione incredibile. Oggigiorno addirittura noi troviamo, se mi sentono mi sgridano, le macchinette per farsi il gelato in casa da soli. Sono evoluzioni e la formazione deve essere evoluta al pari passo, quindi noi investiamo continuamente in ricerca, sviluppo, sempre con il loro aiuto. Senta Rossato, però voi pensate alla formazione, certo, ma i genitori, le famiglie, magari chi ha già avuto gelateria, pensa ad avere chi li sostituirà un giorno. Ha un lavoro garantito chi si specializza? Allora, il discorso è abbastanza semplice. Ogni anno più o meno, in questo periodo, la Regione inizia un'indagine dell'occupazione nell'arco successivo alla chiusura del percorso scolastico negli enti di formazione. Da indagini regionali che sono dati pubblici, dalla formazione professionale, quindi da scuole come Civiform, il 70% nell'anno successivo lavora, il 20% si reinserisce nel percorso scolastico tradizionale, un 10% deve decidere cosa fare. Per cui
pensare a un 70% che esce dalla formazione e trova già lavoro nell'arco dell'anno successivo è una cosa incredibile. Credo che sia un risultato che neanche un percorso universitario dà con percentuali così alte. Quanti professionisti avete sfornato in questi anni? Beh, noi andiamo di media sull'ordine dei 200 qualificati l'anno, se non qualcosina di più, negli anni in cui magari facciamo formazione per adulti in maniera più massiva. Ecco, senta, concludendo, se lei dovesse suggerire a suo figlio o a suo nipote scegliere la strada della gelateria o quella della pasticceria, occorrono assieme? Allora, da noi concorrono assieme anche a quella della panetteria, perché gestiamo il percorso nella filiera della trasformazione agroalimentare, per cui i ragazzi nell'arco di un triennio si preparano per pasticceria, gelateria e panetteria, per poi poter scegliere, in base anche dei periodi di stage presso le aziende lunghi, 200 ore in seconda e circa 300 ore in terza se non di più, scegliere qual è la loro strada. Allora, io ringrazio Andrea Rossato, se avremo tempo magari gli porremo altre domande. Noi nel frattempo ci fermiamo veramente un attimino e torniamo qua perché c'è anche, voi sapete che questa è una trasmissione che serve ad amplificare anche le iniziative culturali che si svolgono sul nostro territorio regionale. C'è un libro che Igino Durisotti al quale ha concorso per la sua realizzazione, in particolare offrendo le sue capacità fotografiche, che è dedicato alla zona di Strassoldo. La presentazione è avvenuta nelle settimane scorse, quindi apriremo per un attimo la finestra per alcuni minuti perché fare gelato, essere artigiani significa far parte del territorio. Quella è un'opera che è stata realizzata proprio per celebrare il territorio. Ci vediamo tra poco, andiamo in pubblicità. Ed eccoci qui, seconda parte dello scrigno. Come promesso stacchiamo per un attimo dall'argomento odierno, ovvero sia la storia del gelato in Friuli Venezia Giulia. È arrivata la signora Donata Pancera, che ringraziamo, e quindi la sentiremo fra pochi istanti. Un nome, anzi un cognome che è già storia, però vorrei partire con conoscere Strassoldo, uno dei borghi più belli d'Italia. Antonio Rossetti, Michele Tomaselli e le fotografie di Igino Durisotti. Il volume è qui, invece Igino è alla mia destra. Perché avete realizzato questo volume? Ma questo era stato già ideato diversi anni fa da Antonio Rossetti, lo storico del posto, che poi è stato bocciato perché politicamente erano un po' in contrasto. Poi nel 2017 Michele Tomaselli, che è diventato presidente di Servignano Nostra, ha proposto e ha portato avanti. 2 anni dopo era già il libro pronto e subito è stato anche presentato. La copertina? La copertina è una delle foto, forse l'unica foto non fatta in questi anni, è fatta durante Castelli Aperti, è l'unica foto che ho fatto anni fa. Senti, perché Strassoldo è uno dei borghi più belli d'Italia? Guarda, quando mi hanno proposto di riprendere Strassoldo attraverso le mie fotografie, sono rimasto affascinato perché mi sono trovato sul posto a un momento in cui il sole era al tramonto e il gioco delle luci, vedendo queste ombre distese, mi hanno portato dentro nella storia del posto, proprio rappresentava, mi ha lusingato la cosa, ed è stato un reciproco approccio. Fotograficamente è stato veramente un piacere poterlo fotografare, tanto che l'armonia delle luci, delle ombre, delle forme per me è stato fondamentale, dove sono stato conquistato da questo affascinante posto che l'avevo visitato così esteriormente, però mai così profondamente. Allora, io direi che ci possiamo fermare, forse parleremo ancora di questo libro durante questa trasmissione. Michele Tomaselli, abbiamo parlato poco fa con Igino. Allora, che origine ha questo libro? Il libro è nato nel 2018, in realtà era un progetto già nato in precedenza perché si voleva portare Strassoldo nei borghi più belli d'Italia. Il libro è stato una specie di porta di apertura, no? Verso questo ingresso importante per il Friuli Venezia Giulia, perché Strassoldo è un luogo
per la storia del Friuli importantissimo, con oltre 1000 anni di storia. Da qui il volume che è stato realizzato grazie al sostegno del comune di Cervignano. C'è stata anche una ristampa. Sì, c'è stata anche una ristampa grazie alla banca di Strassoldo che ha realizzato e ci ha dato questo importante sostegno alla realizzazione del volume. Ecco, Tomaselli, vediamo tanti scorci, come si conserva questi luoghi, come si conservano? Beh, sicuramente un grazie alla famiglia Strassoldo che con molte difficoltà riesce a mantenere questo patrimonio storico-culturale che è fondamentale per la storia del Friuli, come ho già detto in precedenza. Allora, e dove si trova questo libro? L'abbiamo, come detto, di nuovo ristampato, quindi è una cosa molto fresca e si trova in vendita. In realtà non è realizzato per essere venduto, ma con un contributo all'Associazione Cervignano Nostra che ha realizzato questo volume. Ecco, Cervignano Nostra ha questo pronome possessivo, è nostra, perché? È un'associazione che da anni si batte per difendere il patrimonio storico-culturale di Cervignano e del suo territorio. Una battaglia difficile, ma cerchiamo di portare avanti con tante difficoltà quello che abbiamo. Strassoldo fa parte del comune di Cervignano, è una frazione e un patrimonio veramente inestimabile dal punto di vista storico-culturale. È un'arteria importantissima perché si trova tra Palmanova ed Aquileia e oramai lungo la Alpe Adria, che è una ciclovia ormai famosa, no? Dove arrivano cicloturisti da tutta Europa, permette di essere conosciuto e di essere frequentato da turisti di Europa, anche di altri continenti. È davvero un grazie alla famiglia Strassoldo. Voglio ricordare Marzio, che è stato presidente della provincia di Udine, nonché ha portato avanti questo patrimonio inestimabile, suo fratello Raimondo e anche Giorgio e tutta la famiglia Strassoldo in generale, perché, ripeto, non abbiamo il naso chiuso in Friuli Venezia Giulia, quindi capiamoci, da oltre 1000 anni la famiglia Strassoldo mantiene questo patrimonio nonostante le difficoltà, perché costa mantenere, tagliare l'erba, mantenere gli alberi. Hanno un parco secolare, Natok, che è qualcosa di straordinario, di magnifico, di bellissimo, e poi ci sono delle manifestazioni importanti che 2 volte all'anno riescono a fare, nonostante il Covid che in questi 2 anni ha purtroppo tagliato un po' le possibilità anche di incassi per mantenere, perché i contributi pubblici sono sempre meno. E da qui questo volume importante che ha sancito un po', anche grazie a un po' di sensibilizzazione, no, nostra, ma anche di altri enti, associazioni, l'ingresso di Strassoldo tra i borghi più belli d'Italia. Va detto però un grazie anche al comune di Cervignano, che magari all'inizio non si sa perché strani giochi politici, però finalmente ha accolto il nostro appello e di fatto Strassoldo oggi fa parte di questa grande famiglia che sono i borghi più belli d'Italia, un qualcosa di magnifico che è giusto che sia portato avanti da l'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Grazie Tomaselli, io mostro ancora una volta la copertina di questo libro grazie alla nostra Chiara Miscoria, la vedete questa copertina giustamente patinata, e qui c'è veramente molto da vedere a Strassoldo, uno dei borghi più belli d'Italia. Io mi sposto verso sinistra e questo è, io direi che è un po' una senatrice del settore di questi camici bianchi. Saluto Donata Pancera, ben arrivata. Grazie, grazie mille, grazie. Allora, intanto grazie perché ha fatto un viaggetto da Klagenfurt fino a... Sono venuta qui adesso proprio per trovare i miei amici gelatieri. Molti sono stati anche miei allievi, quindi insomma sono proprio di casa. Ecco signora, il suo cognome, oramai tu dici Pancera e pensi proprio al gelato. Che storia avete? È una storia veramente molto interessante. Allora, però devo andare un po' indietro con questa storia, perché mio padre veniva dalla Val di Zoldo, che si trova vicino a Cortina, eccetera, eccetera. E in quelle zone lì, sulle Dolomiti, diciamo che fino alla fine del Settecento non c'erano grossi problemi di sopravvivenza, perché tutto sommato la Repubblica Veneta richiamava tutti quanti, quindi non so, nelle nostre zone si facevano i chiodi perché c'erano le miniere, si facevano i chiodi naturalmente per tutte le navi a Vienna, a Venezia eccetera, ma poi c'era il legname, quindi mandavano giù il legname, e poi tutti i giovani andavano a lavorare a Venezia, quindi stavano abbastanza bene.
Cosa è successo? Quando Napoleone ha venduto agli austriaci Venezia, i nostri sono rimasti in panne. Che cosa facciamo? Alcuni avevano imparato, diciamo, proprio nelle casate di Venezia, diciamo nelle casate nobili, a fare il gelato, perché questo gelato era una cosa preziosa quella volta, la facevano solo nelle corti e nelle grandi casate. Perché era preziosa? Era preziosa perché lo zucchero costava come l'argento quella volta, e fino al 1700 costava come l'oro perché arrivava dall'India. Quindi lo zucchero è una cosa. E poi si lavorava con il ghiaccio e sale, che era un sistema che gli indiani avevano scoperto ancora prima di Cristo. Cioè ghiaccio e sale vuol dire, mescolati nel modo giusto, magari lo vedremo dopo, diciamo, vuol dire portare la temperatura a meno 13, meno 14 gradi. Quindi lì impero austro-ungarico. I nostri uomini delle Dolomiti e anche donne hanno cominciato ad andare nell'impero austro-ungarico, quindi Vienna, Budapest, Praga e le altre capitali, diciamo, a fare che cosa? A fare il gelato, perché non possiamo dimenticare che a Vienna nel 1840 c'era un quinto della popolazione che ci ritroviamo nel 1814 all'inizio della guerra. Senta Pancera, poi parleremo di ingredienti, Certo. ma il suo nome, prima di iniziare questa trasmissione, ho detto ma lei adesso abita a Klagenfurt, lei mi ha dato una risposta che non ha bisogno di tanti commenti. Come va a Klagenfurt? Beh, io sono una nomade perché già da bambina, diciamo, mia madre aveva la gelateria a Gelsenkirchen in Germania e mio padre a Grado, e quindi papà faceva su e giù. Abitavo a Gelsenkirchen, avevo 2 anni, mio padre mi metteva in macchina 2000 km, quindi sono abituata al movimento, ecco. Infatti ho girato tutto il mondo perché lavoro da 36 anni in Giappone, a Singapore, a New York, eccetera, eccetera, ecco. Ma a Klagenfurt io sono andata perché sentivo la necessità di tornare alla mia infanzia, alla lingua, diciamo, tedesca, e perché mio figlio ha una gelateria a Klagenfurt. Senta, ma mi può dire il gelato? Magari questa è una leggenda, ma glielo chiederò anche al buon Timballo. Sì. Ma è vero che i teutonici, gli austriaci apprezzano il gelato più freddo rispetto a noi italiani? O è una leggenda questa? Beh, allora io ho fatto gelato in tutte le parti del mondo e in ogni parte del mondo non si può fare lo stesso gelato, almeno io non sono mai partita dallo stesso gelato. Ho sempre studiato prima il modo di vivere, il modo di mangiare, il modo di porsi, diciamo, e nel nord Europa preferiscono un gelato leggermente meno forte, carico di solidi, in maniera che si sentono molto di più i gusti delle varie cose che si mettono dentro, non so, la vaniglia, la fragola, i vari frutti, eccetera. Vedete, la Pancera schiacci il bottone e lei rimane con noi, no? Non va via, non torna a Klagenfurt. Tornerò anche a Klagenfurt, però Per ora rimane qui. volentieri. Allora, noi ci fermiamo perché andremo, guardate, queste sono tutte eccellenze del nostro territorio e sapete che io le celebro molto volentieri perché sono eccellenze con la E maiuscola. Noi adesso andiamo in pubblicità, torniamo qua fra pochissimo perché ci sono storie dietro questi camici bianchi e quindi vediamo quanto vale il detto di padre in figlio e forse in nipote. A tra poco. Terza parte dello scrigno. Allora Giancarlo, questo è un altro volto noto di questo mondo. Certo, ma la Donata prima parlava di ghiaccio e sale, no? Delle Valli Zoldane. Anche la famiglia De Pellegrin proviene un po' da quelle zone, adesso Arturo ci dirà esattamente da dove. E lui oggi ci prepara il gelato come si faceva alla fine 800, cioè senza l'energia elettrica, con una macchina manuale che lavora sulla fusione del ghiaccio e del sale, che produce freddo a meno 20, nel giro di 2-3 minuti arriviamo a meno 20 e faremo il gelato con questa macchina che usavano fine del 1800. Ecco. Arturo. Eccoci qua, buonasera. Buonasera. Allora, intanto le chiedo, adesso Giancarlo ci ha dato già una risposta, quant'è che non gira sta macchina? È di Timballo. Questa avrà fatto 1 litro di gelato. Sì, va bene, però di che anno può essere, Arturo?
Questa è primi 900 penso. Ecco, e qui mi può spiegare un po' l'uso? Come Come si faceva? È così. Il ghiaccio naturalmente in quei anni lì non c'era la neve oppure i ghiacciai e naturalmente facevano le ghiacciaie, lo mettevano a conservare anche per l'estate. In Cansiglio c'è ancora una ghiacciaia. Una neviera, come si chiama? Una neviera? Sì. E poi, ma questo sono secoli che la sapevano fare questo tipo di gelato, perché non solo noi siamo arrivati ben dopo, i cinesi, anche gli arabi, tutti, però non avevano questa macchina ancora, avevano un altro bussolotto, diciamo, no? Manuale. Poi ecco, l'uomo naturalmente adopera il cervello e piano piano hanno fatto questo tipo, un po' più, questa è già, vede che ha un... Protezione per la 626. Quindi già ci pensava agli infortuni. Ecco, vedi, prima era naturalmente i due ingranaggi liberi che naturalmente i ragazzini mettevano i diti, no? Allora io da piccolo, noi avevamo, quando siamo rientrati, no io, i miei sono scappati da Zara, avevamo fatto una piccola fabbrica di coni, caramelle e facevano delle prove, io avrò avuto 4 o 5 anni con una macchina così, avevo una ruota grande e provavano il gelato, cioè le formule, perché era sempre una costante di migliorare il prodotto, ha capito? E avevano questa e allora cosa facevano? Alla domenica, quando uscivano dalla messa, i ragazzotti li prendevano a menare la mantica, perché era faticoso anche a rompere. E lì tutti, poi quello che rimaneva attaccato a questa cagliera, diciamo, glielo davano i ragazzi che avevano. Senta, oggi che gelato ci farà? A che gusto? Penso un gelato a fior di latte. Allora, Anche perché, sì, anche perché? anche perché Timballo è fior di latte. Quindi c'è anche un aspetto legato al marketing. Allora lasciamo De Pellegrin e vorremmo anche ricordare un altro De Pellegrin. Sì, il fratello Giorgio, che purtroppo è mancato 2 anni fa, un grande formatore anche lui, un grande tecnico, è uno che ci ha insegnato a tantissimi a fare il gelato, ma è un grande amico, una persona squisita, che ha lasciato un vuoto in tutti noi, ce lo ricordiamo comunque sempre con molta serenità, insomma, perché ci ha dato veramente molto, era sempre insieme a noi qua, lo vediamo forse anche in qualche foto che vi ho mandato. Allora, avete visto il deposito del sale? Io, Giancarlo, potrei andare da questi due signori, cosa dici? Quali vuoi? Moratto? Moratto. Signori, la coppia più bella del mondo. La coppia più bella, venite. Vieni vicino. Dov'è Laura? Qua. Qua. Ma senti, ma questo non cambia mai? No, Ma nella vita, com'è? A casa, qua anche nessuno lo viu, dice sempre così. sì, Cioè, è originale? è originale. Ma se... Niente di... non è OGM questo qua, No. Senti, ci sono... 50 anni, 2, anzi. 51. E chi è che manda avanti l'attività? Voi e anche... Beh, fanno i figli adesso, noi siamo un po' di contorno. Siete di contorno. Senti, ma voi siete passati alla storia perché siete quelli che, non mi ricordo se alla fine della scuola avevate questa tradizione di regalare il gelato ai bambinetti, no? Beh, dall'inizio è sempre stato un nostro principio, perché mia madre mi ha insegnato a donare. E allora, quando c'erano le manifestazioni, c'erano delle cose particolari, lei diceva: tu offri, che tutto torna indietro. E così è stata la mia lezione di vita.
Livio, una volta fare il gelato era più faticoso rispetto a oggi? No, quando ho incominciato io no, non tanto, perché a parte che i primi anni io facevo bollire il latte nella pentola, perché il pastorizatore l'ho comprato dopo. Comunque la gelateria qua a Rivignano è del 1946. Quanti gusti si facevano all'epoca? Allora quando ho aperto io facevamo 8 gusti, sì e no, no? Facevi quello che si poteva e poi col tempo è arrivato, poi i primi anni dopo io non sapevo neanche cos'era il gelato. Sono andato a Cividale con il maestro Venica a fare dei corsi, no? Ho fatto 7-8 anni di fila con i corsi con il maestro che faceva il gelato, si ha insegnato a fare il gelato come una volta e io gli ho dato le ricette ai miei figli, a Livio, no? Senti, c'è Livio e poi? Luca. E poi c'è quella signora bionda. È la Gabriella. È tremenda. Tremenda. Mi massacra ogni volta. Vede tutto. Sì, sì. È bravissima. Un periscopio. Cioè, compagna di lì. Ma lo so. Cioè, è lì e ti guarda, è come il puma. È veramente... Falchetto, ma scusa un attimo, dei due, io ho già un'idea. Chi è quello che dietro il banco fa più spettacolo? Luca. Non avevo dubbi. No, che fa tutte le coppe lì con la frutta intagliata, tutte quelle robe lì, no? Prepara lei. E quello che vedo preparato? Sul banco. Dopo lo vediamo, perché così incuriosiamo i nostri telespettatori. Quanti consigli vi hanno dato i vostri genitori? Tanti, certo. Tuttora sono sempre, diciamo, a sorvegliare, a vedere quello che si fa, che prosegua tutto per il meglio. Comunque sì, i consigli, quelli non sono mai mancati e ci auguriamo che continuino sempre. Anzi, ci redarguiscono ancora, tuttora, tuttora, se c'è qualcosa che non va sono sempre pronti. Non a caso sentite la voce della verità, è quello che è evidentemente il più sorvegliato, ma fosse mio figlio lo sorveglierei anch'io evidentemente. Senti, 3 cose da fare assolutamente se uno produce gelato, quali sono i 3 consigli più importanti che ti ha dato in particolare tuo padre? Il produttore del gelato è sempre mio fratello, è lui, senza di lui io non faccio niente. Io sono, diciamo, dalla parte artistica, faccio tutte le coppe di gelato, accolgo i clienti e faccio questa parte qui, ma penso che comunque le cose migliori per il gelato siano ingredienti di alta qualità, prodotti freschi e tanto amore. Grazie alla gelateria da Laura, ma poi vi mostreremo assieme a Timballo di che cosa sono di che cosa è capace questa famiglia, ma io così in presa diretta, De Pellegrini, lei sembra che stia puntellando in questo momento cosa sta facendo? Sta distribuendo bene il ghiaccio? Sì, anche perché questi sono pezzi un po' grossi. Allora... Andiamo con la miscela, quindi giustamente Timballo detta i tempi. Ecco. Allora Gabriele, così approfittiamo, lei da dove arriva? Io arrivo da Gemona del Friuli, dove nel lontano 1987 io e mia moglie Marina abbiamo aperto una gelateria artigianale dove tuttora siamo operativi e ci danno una mano anche le figlie con noi. Gabriele, abbiamo sentito qualche nome di qualche maestro, di quelle che io definisco le bussole nei luoghi di lavoro. La sua bussola chi è stata? Ma la mia bussola, come diciamo, io ho fatto diversi corsi di aggiornamento, in particolare a Cividale, con la Donata Pancera, ma anche con il signor Giancarlo che mi ha dato degli ottimi consigli per migliorare la mia professione. E tuttora, insomma, frequento le fiere insieme ai miei colleghi gelatieri e questo mi aiuta a crescere moltissimo. Ma la clientela, abbiamo sentito prima Moratto dire nel 40 erotti, 8 gusti e cito. Adesso quanti ce n'è in vetrina? Ma io propongo ai miei clienti in questo momento 32 gusti, però a rotazione ne ho molti altri che li sostituisco settimana per settimana. In questo momento il gusto più richiesto di stagione è il gusto ficco, che io prendo quello che viene prodotto a Canava di Pordenone. Fico Moro? Fico Moro, e lo propongo ai miei clienti con una variegatura con le noci, con i grilli di noci, e lo chiamo Fichissimo. È un premio che ho vinto nel 2013 al Festival di Orvieto insieme a Giorgio De Pellegrini, che lo ricordo anch'io, e un altro collega, Renzo
Renzo da Caorle. Quindi lo salutiamo, sicuramente ci guarda dall'alto, lo ricordo sul treno di Pineta, il signor De Pellegrin, perché era uomo di una pacatezza straordinaria, l'ho visitato per tanti anni e quindi mi piace, ma sono sicuro che lui da lassù ci guarda magari con un porzionatore in mano. Allora, dicevo prima... Abbiamo ancora 3 minuti di tempo per parlare di Lignano, che abbiamo venuto qua, che ci parla... Guarda, vedi la miscoria, quando lei fa così... Con la mano. Questa quando... Però diciamo che il prossimo blocco, sì, dopo la pubblicità, parleremo di Paperone di Lignano, cioè del nonno di Giorgio che andava, io me lo ricordo, col carrettino da Lignano Pineta a Lignano Sabbiadoro e offriva il gelato a tutti i turisti. Partiamo da lì. Ripartiamo da lì e vedete che la miscoria sta vedendo la nascita di questo prodotto realizzato senza un filo di energia elettrica. A tra poco. Quarta frazione dello Scrigno. Questa è la parte che è dedicata a Grado da una parte e a Lignano dall'altra, come si diceva poco fa Giancarlo Timballo. E qui ovviamente la nostra Donata Pancera. Allora Donata, dobbiamo parlare ancora un attimo di ingredienti. Sì. Quanto sono fondamentali? Sono fondamentali gli ingredienti, però bisogna anche saperli scegliere perché c'è tanta roba. Latte, quale latte? E l'uovo, perché l'uovo? Come trattare l'uovo? Perché non solo c'è la scelta dell'ingrediente giusto, il cacao che nasce dove piuttosto che per esempio quello africano che è di più bassa qualità, quindi bisogna avere una conoscenza di tutti questi ingredienti, però poi bisogna anche saperli lavorare, perché per esempio il cacao va lavorato a oltre 90 gradi perché emani tutti i suoi 500 aromi e sapori e profumi, diciamo, e purtroppo la maggior parte, diciamo, delle persone queste cose non le sa, quindi ecco che la formazione è fondamentale proprio anche per diciamo così, saper fare una scelta degli ingredienti, che poi è il primo passaggio per arrivare al gelato più buono del mondo. Donata, senti, tu sei una docente, una formatrice, hai una responsabilità importante. Sì, io diciamo ho cominciato a lavorare a 14 anni, diciamo, a Grado nella nostra gelateria con 600 posti a sedere e 32 dipendenti, però ho anche studiato, ho fatto l'università poi a Udine eccetera, quindi il lavoro e lo studio mi ha portato a diciamo apprendere anche l'arte della comunicazione con questi allievi, quindi era proprio scritto nella mia storia che io sarei stata una formatrice, anche perché quando ti ritrovi nell'ambito di un'attività, io a 20 anni mi sono ritrovata in un'attività grandissima perché mio padre era già anziano, quando mi sono ritrovata, come fai a far partire un'attività ai primi di giugno con 32 dipendenti che arrivano da non so dove, quindi la formazione di queste persone, metterle assieme, integrarle per poter servire 600 posti a sedere, vuol dire, diciamo così, essere molto preparati in questo, e quindi io mi sono formata a scuola, diciamo all'università per quello che riguarda questo, ma anche e soprattutto sul campo. Allora, dobbiamo dire che ci hai fornito delle foto che secondo me sono delle opere d'arte di storia. Sì, è vero. Dunque mio nonno e mia nonna, Nicolò e Caterina, partirono alla fine dell'Ottocento dalla Val di Zoldo e andarono a Vienna e aprirono ben 2 gelaterie. Quella volta il gelato non si chiamava neanche Ice, ma si chiamava Halbgefrorenes. Quindi nella fotografia voi potete vedere mio nonno con diciamo la maglietta a strisce, un cugino e mio padre piccolino, perché mio papà è nato nel 1907, era molto più anziano di me, ecco. Poi dopo il nonno, diciamo nel 15, quando è scoppiata la prima guerra mondiale, con la nonna e mio padre hanno dovuto scappare velocemente. Il nonno è stato chiamato in guerra contro i suoi clienti
anzi è stato uno dei 3 che si è salvato dal naufragio di una nave che andava in Albania durante la guerra, e poi nel 22 ha aperto a Grado, perché Grado era un posto storico, diciamo fatto partire proprio dall'impero asburgico, ed era un posto dove andavano le persone di mezza Europa a villeggiare. E lì, diciamo, il nonno e la nonna ebbero un grande successo. Però erano persone evidentemente già evolute, perché mandarono mio padre, che era un ragazzino, lo mandarono a Este in collegio a studiare, quindi d'estate a lavorare come ho fatto poi io, e d'inverno a lavorare. Grazie Donata, ma noi ci rivediamo perché abbiamo ancora qualche pertugio per far intervenire la nostra Donata Pancera. Mi ha autorizzato lei a darle del tu, quindi io... Assolutamente, caro. Quindi io, la cara Donata, alla Donata do del tu e la ringrazio per la sua testimonianza. Vado da Giorgio Venudo, che ha un incarico importante, ci porta in alto della Confartigianato. Tu sei presidente nazionale di categoria. Esatto, dei gelatieri e presidente del Friuli Venezia Giulia, proprio gelatieri. E per me è un onore rappresentare la mia regione, Friuli Venezia Giulia, a livello nazionale, perché effettivamente vengo giù da una famiglia storica. Non avrei mai pensato di arrivare ad alti livelli e rappresentare proprio la nostra regione, e con un mestiere praticamente storico che l'ha iniziato mio nonno dopo, all'interno praticamente di un'emigrazione, e ritornato da questa emigrazione in Caucaso. Quindi vi racconto un po' di storia prima di arrivare nei Carettini, così vi faccio un filo logico. E a quegli anni là, stiamo parlando, lui era del 1906, quindi rientrato dall'emigrazione andò a Venezia, non c'erano soldi, iniziò a fare un attimino l'apprendistato, non c'erano soldi, dormiva nelle barche, questo mi ha raccontato mio papà e mio zio Venudo Guerino, e quindi iniziò a fare questa scuola pian piano. Quando ha preso i soldi, le scuole di formazione erano differenti, perché non era solo gelatiere, c'era confettiere, panettiere, pasticcere e gelatiere e cuoco. Quindi quando finivano queste scuole un ragazzo veniva formato completamente prima di essere mandato a lavoro, oltre che aver fatto l'apprendistato all'interno. Una volta aver fatto questo corso, questa esperienza che durò quasi 10 anni, ritornò nella sua amata Latisana, che noi siamo nativi di Latisana praticamente del Friuli Venezia Giulia. A quel punto lì lui, all'intorno del 1930, iniziò già a fare la prima gelateria e laboratorio a Latisana. Quindi iniziò pian piano a fare i vari mercati con i vari dolci che produceva, i torroni, veniva a comprarli a Udine, in Viale Venezia, e mi diceva mio papà, parlando ieri, dicevo papà, ma con cosa veniva il nonno? Venivano con le corriere praticamente alimentate a legno, praticamente a vapore. Ho detto, ma stai scherzando? Sì Giorgio, questo giravano praticamente per trasportare sia Lignano che praticamente in Friuli Venezia Giulia. Quindi iniziò un attimino la visita coi Carettini, ebbe 5 figli, da Guerino a Romano, a Bruno, all'Anna Maria e alla Giulia, e poi iniziò eventualmente a dare questo servizio di Carettini, praticamente partendo dalla Tisana, iniziò con Paludo, andando giù a Pertegada, al Gorgo, fino arrivò alla Tisana, che ci dette un attimino l'occasione, e ringrazio sempre il dottor Andretta, il papà di Mario, che ci dette l'opportunità di poter lavorare nel campeggio di Lignano Sabbiadoro. Da quel momento lì, come state vedendo, questo è il Carettino di Venudo Guerino, e mio zio, che devo ringraziarlo innanzitutto, che oggi ce l'ha donato da portare. Lui è stato l'ultimo proprio che ha lavorato col Carettino. Anch'io ne ho fatto 4 anni col Carettino, dico un attimino. Questi Carettini qui, che si poteva le cornie praticamente nella spiaggia di Lignano Sabbiadoro, quando arrivava il nonno dalla Tisana, e dopo ci siamo trasferiti a Lignano Sabbiadoro, ci siamo trasferiti perché il gelato non bastava, quindi arrivava con la corriera a vapore, credete, arrivava sciolto. Allora a questo punto qui abbiamo un attimino e ci siamo risistemati a Lignano Sabbiadoro. Senti, che abbiamo ancora veramente 3 minuti, vedo qua 1000 lire. Sì, e 1000 lire, questo qua praticamente sono quasi gli ultimi anni, praticamente era ancora la lira. Quando si comprava un attimino il gelato, che c'era mio nonno, dico la verità, qui c'era la lira, ma quella volta c'era il baratto. Quindi si andava nelle case povere dei mezzadri, ma i mezzadri quella volta erano anche ricchi, dico.
perché avevano le uova, avevano il latte, quindi dando questi prodotti organolettiche, perché il prodotto è un alimento completo, a questo punto qua donavano i loro prodotti e noi con i propri prodotti facevamo il gelato. Senti, veramente in un minuto l'attualità cosa dice? I numeri di Confartigianato Nazionale guardando la nostra regione? Allora, innanzitutto la nostra regione gode di un grande frutto di gelatieri e di aziende. Abbiamo circa 401 aziende artigiane che producono gelato e danno circa lavoro a 1300 addetti e circa danno lavoro a 800, quasi 900 apprendisti. Abbiamo un giro d'affari all'incirca al mondo gelato FVG di circa 40 milioni di euro. È praticamente molto forte questo lavoro per il Friuli Venezia Giulia, quindi è un mestiere ancora che rende l'importante che sia un gelato di qualità e fatto bene come ci hanno insegnato. Grazie Giorgio Venudo, avete visto che ha aperto un po' il libro della storia dei gelatieri, stiamo dicendo, perché vendono gelati, gelatieri se lo fanno, se lo producono come lo sto facendo anch'io tuttora. Giusto distinguo, io vorrei andare da questa parte perché il buon Luca è già pronto per la realizzazione di una coppa. Commentiamolo in diretta. Facciamo una coppa tricolore, una delle coppe che facciamo maggiormente nella nostra gelateria, con qualche piccolo intaglio di frutta insegnato dal maestro Tonon, prima di tutto insegnato da mia mamma, poi perfezionato dal maestro Tonon, che purtroppo quest'oggi non abbiamo potuto averlo qui. E niente, qua sempre ingredienti freschi, puliti, in modo da creare delle coppe belle ma soprattutto buone, perché altrimenti fare una bella decorazione di frutta con un gelato che non è buono non ne vale la pena, ecco. Senti, ti ricordi la prima volta che hai di fatto realizzato una... Quanti ne avevi quando hai realizzato la prima coppa? 20 anni fa. Sono già passati 20 anni, questa è la mia 20ª stagione in gelateria. Senti, e lì hai detto questo sarà il mio mestiere? Ma le cose artistiche sono sempre state, diciamo, la mia passione, mi sono sempre trovato bene a creare, a costruire, a fare, quindi sì, mi è piaciuto subito. E quindi adesso andiamo in decorazione? Adesso andiamo in decorazione, sì. Ovviamente questa passione è sempre nata perché vedendo sempre da piccolo mia mamma che faceva queste cose, io la guardavo sempre molto incuriosito e guarda, fino a che ho detto ma fammi provare mamma, e così un po' alla volta abbiamo iniziato questa passione. Come si chiama questa coppa? Tricolore, in modo che richiama il verde, il rosso. È stata un'estate dove il tricolore ha sventolato. Infatti, e quindi è sempre un piacere, no? Siamo italiani e quindi ci fa piacere quando l'Italia vince, no? Senti, ma la donna tremenda dai capelli biondi che in gelateria predilige questa coppa o le creme al cioccolato? Tu che la conosci molto meglio di me. Ma no, le piace il gelato in generale. Sì. Quindi potrebbe essere la sua coppa tremenda. Tremenda? Oh. Sì, potreste inserirla a listino, così mi pensate, coppa tremenda. Ogni volta che la facciamo pensiamo a te. Sì. Questi cosa so? Ribes rossi. Quindi, che va a riempire questo acino di uva e non solo. Esatto. E queste... La miscoria, sembra un chirurgo vertebro midollare. Guardate con che cura sta riprendendo. A momenti gli fa una risonanza questa coppa, miscoria. È finito, no? È finito. Proprio qui, se volete vedere, abbiamo un'altra delle nostre coppe che facciamo, la coppa pizza, una coppa dolce vita e un bel carpaccetto di ananas con delle fragoline e dei frutti rossi. E si capisce quanto vale il gelato e quanto vale il materiale per decorare queste opere d'arte firmate dal signor Luca, che è alla mia destra. Andiamo in pubblicità tra poco. Ed
Ed eccoci con voi ancora in trasmissione da Rivignano, che è diventata per una sera la capitale, possiamo dirlo, regionale del gelato. Giancarlo Timballo ha un incarico importante, quello di portare, per usare un termine calcistico, sul tetto del mondo il prodotto artigianale gelato. Perché? Beh, nel 2003 abbiamo iniziato questa avventura della Coppa del Mondo della Gelateria, prima edizione a Torino, scusate, e dal 2006 invece sempre a Rimini ogni 2 anni. Nel 2003 la prima edizione c'erano 6 squadre, siamo arrivati ad averne 14 nel tempo, è una manifestazione che è cresciuta moltissimo, così come è cresciuto il livello. È stata così. Abbiamo pensato a questa cosa perché in Italia non c'erano manifestazioni sul gelato, se non così concorsi sul gusto del gelato e basta. Noi abbiamo pensato alle varie declinazioni che un gelatiere può avere nella sua gelateria, per cui all'interno di questa gara ci sono tante prove, cioè c'è, non so, la coppa gelato per chi fa servizio al tavolo, c'è la torta gelato per chi fa anche i semifreddi, c'è la prova della vaschetta decorata per chi insomma, sa decorare bene le monoporzioni, insomma ci sono tante prove che fanno capire come un gelatiere può esprimere tantissime cose all'interno della sua gelateria. E poi abbiamo fatto un'operazione ancora più importante, che è stata quella di mettere assieme 4 componenti in una squadra nazionale. Oltre al gelatiere c'è un pasticcere, perché il pasticcere è quello che decora, che ci insegna a decorare, no? È uno scambio professionale fra noi che sappiamo fare il gelato e il pasticcere che ci insegna a vestirlo bene. E poi abbiamo inserito il cuoco, perché il gelato, dovete sapere, nasce come tradizione nelle cucine. I primi gelatieri erano all'interno delle brigate di cucina, facevano parte delle famose brigate delle cucine, delle corti reali, come parlava Donata prima del gelato, che non era molto democratico fino agli anni fine 800, perché era solamente all'interno delle grandi cucine. Lì c'era anche lo chef, il cuoco, e c'era anche lo scalco, cioè chi faceva le decorazioni, e per cui noi abbiamo anche il quarto componente della squadra che fa le sculture in ghiaccio, e abbiamo chiuso un po' la squadra della cucina, abbiamo fatto una brigata di cucina per fare il gelato. E questo signore chi è? Questo signore è friulano anche lui, è Pordenone, perché sennò poi la destra tagliamento ci diciamo ma ci avete dimenticato. È il secondo campione del mondo della gelateria italiano, perché il primo era nel 2006 Sergio Colalucci di Nettuno, lui nel 2012 assieme a una squadra diciamo epica, perché con lui c'era un tal Ernst Knam che da lì parte e diventa diciamo il personaggio che conosciamo adesso dopo che ha vinto la Coppa del Mondo di gelateria. Poi c'era un cuoco che è diventato anche all'interno della sì, c'è stato Filippo Novelli, lui cuoco, pasticcere, un po' calcava una tipologia come Ernst Knam. E poi un grande personaggio, Falasconi, Francesco Falasconi, scultore del ghiaccio, un artista nel suo genere che comunque ci ha fatto... è stata un'esperienza bellissima, perché la contaminazione della Coppa del Mondo, e qui dobbiamo dare un grazie agli organizzatori, a Timballo sicuramente che ha creduto, è stata praticamente un esperimento, una Formula 1 di quello che è il mondo della gelateria. Da lì nascono iniziative, promozioni nuove, sperimentazioni, accostamenti, e non si ferma, quindi ogni edizione c'è un salto di qualità. Quello che mi preme dire è che ultimamente ha preso una direzione che a me piace tantissimo, ed è la parte artistica, perché prima di tutto è l'estetica, quindi è quello che uno vede, ed è molto importante. Quindi attraverso questa mix, perché non c'è soltanto la componente dei 4 elementi, c'è tutta la parte che sta dietro, l'allenatore, ci sono anche i componenti esterni, quindi ogni squadra può fare affidamento a dei professionisti e mettere in atto delle soluzioni innovative e alternative. Leonardo, mi hai un po' anticipato, ma ovviamente la giuria tiene conto di tutto, ma in percentuale quanto pesa il gelato in quanto sostanza, in quanto l'arte? Sì,
nasce come campionato del mondo di gelateria, quindi il nocciolo duro e rimane sempre il gelato. Il gelato è qualcosa che apparentemente non si vede, però è il cuore, è l'anima di tutta la manifestazione. Saper costruire, ma soprattutto dosare e mettere insieme tutti i vari sapori, questa è l'arte del gelatiere. Prossima edizione? Prossima edizione 2024, purtroppo abbiamo saltato un anno. E per rispondere un po' alla domanda che facevi Leonardo, ti dico che quando si vota e i giurati sono i componenti delle 12 squadre, cioè un quinto componente, il gusto del gelato viene moltiplicato per 3, tanto per far capire quanta importanza diamo comunque al gusto del gelato, perché non deve essere un campionato solo della bellezza, ma si chiama campionato del mondo della gelateria, per cui è il gelato che vince. E per questo motivo su 9 edizioni 5 volte ha vinto l'Italia, che diciamo che siamo i più bravi, insomma è la patria del gelato, siamo quelli che l'hanno portato nel mondo e in fin dei conti in queste gare insomma, siamo sempre fra i primi. Credo che sia pronto qualcosa alle vostre spalle. Allora De Pellegrin, ci siamo? Certo. È asciutto De Pellegrin, quindi adesso mi spieghi questa procedura, come si chiama? Cioè, dire stiamo tirando sul gelato non mi piace tanto. No. Stiamo facendo del gelato, semplicemente. C'è la mantecazione. Adesso lo tolgo, no? Avanti con questa spatola, via via. La soddisfa come consistenza? Ma è una macchina più, sì, non è che possa arrivare come una macchina. No, ma io... Sì. Senta, ma a Gemona queste cose non le fate? No, in questo momento no. Mi piace ricordare questa epoca, insomma, come si faceva il gelato di una volta. Mi dà soddisfazione, insomma, anch'io partecipare. Noi ormai abbiamo attrezzatura avanguardia, insomma, è tutta un'altra cosa. Possiamo produrre ogni 10 minuti tranquillamente una vaschetta di gelato, insomma. Senta, anche perché una volta, quando ne avevano fatto tre vaschette, era già una buona porzione da vendere, Sì, insomma. Altre quantità. Altre quantità. Senta, lì non arriviamo al chilo. Sì. Lo sfioriamo. Sì. Dopo posso assaggiarlo, De Pellegrini? Lei mi autorizza? No. Un fior di latte? Un fior di latte è una miscela che ha preparato il nostro collega Livio Morato nel suo laboratorio e adesso lo assaggiamo. Allora, io intanto volevo... Dov'è la Donata? Donata? Guardi, venga, non è andata a Klagenfurt ancora. Vada, mi dica le sue emozioni. Questa è una degustazione che quando mi ricapita di far assaggiare il gelato alla Donata Pancera, ma quando mai? Allora, il latte è di ottima qualità. Posso farle i complimenti? Questi occhiali, guardi, sembrano costruiti per lei, guardi. Proprio la do. Vada. E quindi latte di ottima qualità. Sì, si sente proprio il sapore, diciamo, ecco, veramente, complimenti a chi l'ha. E non è molto dolce, è quello che mi piace, veramente quindi, buono. Che voto diamo, signora? Gli diamo un bel 8, via. No, signora no, perché devo dare del tu, quindi Donata diamo un voto. Sì. A Klagenfurt mi usi la lingua che a lei piace tanto. Me lo descriva un attimo. In tedesco. Ich lerne Deutsch, ich spreche nicht zu viel, entschuldigen. Mais si vous voulez, je peux parler en français, alors c'est très bon. Questa parlerà in algerino fra un po'. Questa parla in... No! Watashi wa Nihongo. Questo è giapponese. 36 anni è giapponese. Vede che l'ho riconosciuta, signora. Pensi che figurone sto facendo. Cioè, ho riconosciuto la pancera che mi parla in giapponese. Lei De Pellegrini. Figurone De Pellegriccio. Lei invece che lei non parla il giapponese, parla il veneto. No. Sì, veneto. Solo. Qualche parola in friulano. Tipo? Tipo.
No, adesso non mi uccida adesso, quindi no. Dica mandi. Mandi, sì, beh, ma quella è una parola comune, diciamo. E quelle non comuni quali sono? Ce ne sono tante, adesso non mi vengono. Sì, emozionato De Pellegrini. Madonna. Madonna. Miscoria, cosa dice? Andiamo in pubblicità perché... Ti dico l'ultima cosa, sì, l'ultima battuta su questo gelato è fatto con un latte friulano che ci viene consegnato a tante gelaterie nella zona. Di una latteria, di un allevamento di pezzata rossa friulana che la mattina munge, latte di altissima qualità e ce lo consegna in giornata. Quello il gelato è buono. Stiamo ricercando gli ingredienti anche locali dove possiamo, cerchiamo di sfruttare il famoso chilometro zero. Grazie Timballo, noi adesso andiamo in pubblicità, adesso nella pausa vi confesso che un cucchiaino, anche se devo stare attento alla glicemia, guarda qua che ben di Dio. Possiamo smontare dopo che abbiamo assaggiato, a tra poco. Eccoci qui con la sesta frazione della trasmissione Lo Scrigno che abbiamo dedicato a un mondo del quale abbiamo beneficiato e stiamo beneficiando tutti, quello appunto dei gelatieri. Quindi avevo questo dubbio, giustamente Timballo prima ha puntualizzato, i gelatai sono quelli che di fatto la materia prima non la producono ma di fatto la propongono, e i gelatieri sono quelli che invece i professionisti, e ne abbiamo ben 5. Sì, tu mi hai chiesto, quando abbiamo ideato e progettato questa trasmissione, di parlare un po' delle tradizioni del gelato in Friuli, e io ti ho detto che mi sarebbe piaciuto alla fine di questa carrellata che abbiamo fatto, molto interessante, abbiamo sentito delle storie veramente magnifiche, e parlare anche delle nuove leve, insomma, anche se qualcuno non è nuovissimo, ma sono, diciamo, gli ultimi arrivati e che si sono fatti strada, hanno conquistato la clientela con la loro qualità, e sono tutti gelatieri che hanno fatto formazione. Questo abbiamo parlato dell'importanza della formazione. Io forse ti ho detto all'inizio che ho dovuto rimboccarmi le maniche e inventarmi un mestiere. Loro hanno fatto scuole, hanno avuto la Donata Pancera, credo 2 di loro, presumo, e hanno avuto per cui un consulente interno, hanno continuato a studiare e sono diventati dei professionisti seri. Cominciamo dalla coppia della gelateria Molinuovo, si chiama. Allora andiamo, adesso faccio uno scherzo, allora, il marito vuol parlare tantissimo, quindi vorrei cominciare proprio. Come ti chiami? Fabio. Allora presentami tu tua moglie. Mia moglie è Alessandra, ci siamo conosciuti in gelateria Lignano, se può essere interessante. Questa... ma quindi, scusa, eravate clienti o di fatto... Lavoravamo in gelateria. E chi è che ha fatto il passo per primo? Non c'è stato un grande passo, ci siamo innamorati così. Io ero già che facevo i film e non c'è stato... No, non ci sono stati mazzi di fiori o quant'altro. Adesso non ci sono. Anche adesso, perfetto, quindi diciamo che hai un marito coerente. Assolutamente sì. Quindi però lavorate assieme? Lavoriamo assieme, sì. Il gelato lo fate tutte e due? Il gelato prevalentemente io, ovviamente sì, lo sappiamo fare entrambi, sì. E lui cosa fa? Lui si occupa della vendita. Quindi tu preferisci stare nelle retrovie? Io sto nelle retrovie, sì. Sì. Esco quando c'è bisogno, al momento giusto. Il gusto che ti viene meglio? Cioccolato bianco e nocciole? Sì. E la vaniglia, la grattiamo, vaniglia bourbon? La vaniglia la grattiamo ancora, sì. Costa una cifra però. Costa una cifra, non solo la vaniglia, ma sì, costa. Ecco, i vostri maestri, i vostri riferimenti, chi sono stati? La Donata Pancera sicuramente per la gelateria e Gianluca Fusto per la pasticceria. E la clientela cosa vi chiede? Sempre di più? La clientela è fidelizzata, sì, ci richiede qualche novità, ci richiede la stagionalità, ci richiede soprattutto, visto che stiamo andando un po' in questa direzione, il senza latte, il senza uovo, quindi un occhio di riguardo per quanto riguarda tutte le intolleranze a cui... Grazie a entrambi. Vado da questo signore che invece è...
Nonno Carletto Piazzalcella, però prima di arrivare da Nonno Carletto ti posso dire che questo signore qua è un figlio d'arte non di gelateria, ma loro hanno la gelateria dove c'era l'antica trattoria Sguazzi e lui è uno di famiglia. Te la ricorderai anche tu, no? Certo che me la ricordo. Quindi non è, adesso ho capito, anche ho localizzato, non siamo lontani da quel luogo. Nonno Carletto Piazzalcella, forse sarà il più giovane della covata, così a occhio, non so, gli chiediamo l'età. È un po' Harry Potter, però un po', mi scoria, non so, tu che sei molto più giovane di me, non ridere, mi scoria. E quindi lei che cosa fa nella vita? Io ho un piccolo laboratorio di gelateria artigianale, sono penso tra i più giovani a Udine, sono solo 8 anni che ho aperto. Il mio punto di riferimento attualmente è ancora Giancarlo Timballo, che per me è il numero uno Udine, scusatemi, e quindi spero di arrivare un giorno quasi fin dove c'è lui adesso. Senti, quando hai tra le mani il porzionatore, ti emozioni ancora dopo 8 anni? Più che porzionatore usiamo le spatole, che secondo me è un po' più igienico, ogni gusto ha la sua spatola, non c'è contaminazione. Dopo tanti anni ho ancora piacere di stare dietro al banco, servire i clienti, fare una chiacchiera, sapere la loro opinione, perché comunque se sono dove sono adesso è per i clienti che mi hanno seguito negli anni ed è grazie a loro, devo solo che ringraziarli. Fattori di bontà, qua è facile perché ce l'ha sulla casacca, vado da questa parte, mi scoria così, vieni Giancarlo. Fattori di bontà, dicevo, Visintin, lei è di? Udine, abbiamo la gelateria in Viale Palmanova a Udine, siamo una gelateria artigianale con laboratorio, siamo io e mia moglie Cristina che prepariamo il gelato e lo serviamo ai clienti. Quanti segreti per fare il gelato? Allora, io comunque arrivo da tantissimi corsi con Donata Pancera, che è la nostra maestra, è un po' come una mamma per noi perché ci ha insegnato, ci vuole bene, ci coccola, ci insegna tanti, ci dà tanti consigli e insomma ci aiuta tutto l'anno. Senta, il gelato le è sempre venuto o qualche volta ha dovuto ricominciare? No, quando ci sono i nuovi gusti da fare è sempre una prova continua, ci sono tante prove da fare, non viene mai subito, difficile che venga subito. Il suo primo ingresso in laboratorio? Il mio primo ingresso in laboratorio è stato, penso, 20 anni fa ormai, a Udine in centro, dove lavoravo prima, via Paolo Sarpi, e è stato lì il mio primo ingresso. Poi quando abbiamo aperto io e mia moglie la gelateria in Viale Palmanova, l'abbiamo creata ed è stato tutto più bello. Mario Zanitti, invece tu dove operi? In via Cividale. Vicino concorrente. Pensa, cioè Timballo... Perché concorrente? Collega. Così si dice, collega. No, perché io non ho concorrenti dal mio punto di vista, perché la zona è ampia, c'è parecchia gente, c'è lavoro per tutti, siamo su una strada di ingresso e uscita di Udine, anche se non è un viale Palmanova, un viale Venezia, però comunque c'è parecchio traffico, c'è parecchia gente e dal mio punto di vista abbiamo anche, non dico la clientela diversa, però insomma ognuno ha la sua, ecco. Zanitti, ti chiedo, il primo ingresso in laboratorio, e la tua giornata quando inizia? Ma diciamo 7:30, 8 la mattina. Finisce? 11:30 la sera, 11, 23, ecco, diciamo. No? Il tuo primo ingresso in laboratorio risale a? Maggio 2008. La scuola ti ha aiutato? Ti sei formato grazie a qualcuno? Sì, ho avuto un appoggio, io per motivi logistici e di tempistica non sono andato a scuola né a Cividale né con Donata Pancera, ma ho avuto un appoggio da professionisti fuori regione. Grazie Zanitti. Scusami, e il gusto che ti viene meglio? Chiamiamola una crema all'uovo piuttosto che la crema al mascarpone, è una stracciatella in pratica. Grazie.
Timballo. Sì, io vorrei chiedere a Miss Coria, che è delle Valli della Tisone come me, di piano piano di allontanarsi e così ci vediamo tutti. E ho riunito tutti i gelatieri. Ragazzi, mettiamoci un po' compatti, che facciamo una bella videata di gruppo e salutiamo. Io volevo, e questo signore chi è? Questo Valandro Mentore, che io l'ho avuto in studio, vero Valandro? Sì, ogni tanto gironzolo in gelateria, gironzolo nelle varie pasticcerie. Sì, ci sono, io ci sono. Scusa, Mentore come dicono i fighi di oggi, dicono è tanta roba. Tanta roba, è da 38 anni che ho fatto proprio il mentore al Civiform. E quindi bene, è così. Io ora sono in pensione, faccio il turista e collaboro con il nostro caro Timballo per la Coppa del Mondo. Collaboro ogni gennaio, siamo in quel di Rimini per riuscire a completare e a ottenere un ottimo risultato. Ecco, dove ho incominciato la Donata Pancera ha fatto la domanda. Bellissima, e non però per ultimo, ma non è una cosa da proprio. Io ho iniziato al Pancera con la signora Donata proprio. Ma scusa, perché fino adesso l'abbiamo celebrata, ma com'era la Donata Pancera? Tanto voglio dire, sei in pensione. Esigente. Era maledettamente esigente. Sì, perché se serviva qualcosa, perché il cliente aveva una piccola esigenza, mentre lei lo pensava io dovevo già farlo prima che me lo venisse a dire, quindi pensate un po' cosa significa. Faceva il controllo dei tini ogni pomeriggio. Controllo dei tini, delle vasche dove si mette il gelato, perché da lì ho imparato che il pulito si vede, si tocca e si annusa. Doveva essere qualcosa di, diciamo che è stata una scuola proprio che era un seguito di quello che ho fatto prima con il nostro caro Venica Roberto, anche lui il nostro dico nostro perché in fondo amico, collaborava, maestro che anche lui insegnava al Civiform, e lì veramente è stato un seguito, quindi io mi sono trovato lei come insegnante che mi ha insegnato proprio a fare il gelato, però era già una cosa già su una strada, e io ero già sulla strada insomma per poter andare avanti. Lei era un po' tremenda, tu eri un po' tremenda. Io ero tremenda. Sei tremenda. Assolutamente lo ero, prima di tutto con me stessa, ecco, e poi ovviamente con i miei collaboratori, insomma, però non lo so, ma non se la prendevano poi con me, perché sapevano che era giusta e quindi... Io sto notando, guardate gli occhiali, i reggi occhiali e gli orecchini, cara Miss Coria, tutto... Lei mi fa pandang in continuazione, l'orologio, le scarpe no. Ma lei veste sempre così in tinta, siamo sempre non ci penso, succede. Piace lo stile. No, dobbiamo dire stile tipicamente... A me piace il colore, perché il colore è vita, il colore è gioia, il colore è dinamismo. Lei è proprio Cattara infrangente oggi, signora. Guardi, la vedrebbero anche a mezzanotte. Dai che l'ho fatta ridere. Ci rivediamo quando torna, se non veniamo noi a Klagenfurt. Certo, certamente. Ballo, andiamo a salutare. Io voglio parlargli del mio libro ancora. Mostri il libro che poi dobbiamo chiudere. No, ma sa perché? Dica. Perché ho scritto 10 libri, questo è l'11°. Questo è l'11° e penso che... Beh, è il mio ultimo libro sicuramente. Dica ste robe, diciamo. signora. L'11 è la squadra di calcio, manca la panchina, signora. Quindi... Però penso che fino ad oggi sia il più completo di tutti e ci sono gelati senza zuccheri aggiunti, ci sono un sacco di novità che secondo me per i prossimi 50 anni potranno servire a tutti quanti loro. Ecco. Potrebbe essere il Vangelo delle gelaterie. Questo. Bravissimo. Guardi, ma neanche così. Quindi lei è il dio delle gelaterie, la Madonna delle gelaterie. No, io sono molto felice oggi, anche perché le ho detto, sono qua con diversi miei allievi e quindi sono contenta di poter mandare avanti questa storia del gelato, che per me è vita. Noi torneremo a parlarne perché secondo me lei ha altre cose da raccontarci. Credo proprio di sì. Timballo. Sì.
Io sono felice come Donata perché sono anni che cercavo di riunire di nuovo il gruppo dei gelatieri, abbiamo fatto tanti anni incontri conviviali e poi da un po' non li riusciamo a fare. Chissà che oggi qualche giovane di quelli che abbiamo presentato non si prende la briga, poi lancio questo appello davanti a loro di ricompattare il gruppo, di tornare a fare un po' di squadra che funziona sempre. Grazie. E poi magari facciamo una puntata a Klagenfurt nella gelateria del figlio della Donata, andiamo tutti là. Andiamo tutti ma perché no? In Austria, perché no? Tutti in Austria. Miscoria, grazie di cuore per il tuo supporto tecnico. Prossimo appuntamento con lo Scrigno ovviamente martedì ore 21. Vi ricordo sempre il nostro beneamato canale, l'11, perché Telefriuli, permettetemi, dopo oltre 20 anni è 2 volte numero 1. Un saluto a tutti da tutto il panorama dei gelatieri. Grazie, Timballo di cuore, arrivederci.